Cari amici, ben ritrovati, buone feste a tutte, buon Natale. Oggi 29 dicembre siamo nel Resa della Battaglia e siamo in compagnia della nostra amica Luana De Tuoni, che è la componente, una dei 3 componenti del gruppo Amici di Presepe qui a Nervesa. Ben ritrovata, buon Natale anche a te. È un piacere averti qui perché c'è una grande novità, avete fatto una cosa tutta nuova, avete stravolto completamente il Presepe dell'anno scorso e ne avete fatto uno nuovo. Sì, tutta una nuova concezione rispetto a quello che è la nostra abitudine. A noi piace fare le cose in miniatura, perciò le casette in miniatura, con i movimenti e tutto. Quest'anno abbiamo statue più o meno sui 40 centimetri che ci hanno messo un po' in difficoltà su come realizzarlo, ma alla fine penso sia venuta fuori una cosa degna. Infatti lo guardavamo prima, è venuto fuori una piccola nicchia dove comunque lo spirito natalizio traspare. Abbiamo pensato a una cosa molto particolare rispetto agli anni scorsi. Abbiamo pensato a una visione dalla grotta verso l'esterno. Perciò la prima cosa che si impatta è proprio questa enorme grotta dove all'interno troviamo la natività e poi la sua visione verso l'esterno, verso quella che è la quotidianità comunque con qualcuno dei nostri movimenti che abbiamo sempre fatto. Quindi un messaggio anche per dire il Signore è sempre in tutti noi e si impersona in noi. Si impersona in noi, sì, e ci vede, possiamo così vedere la nostra realtà attraverso gli occhi di Dio. Questa era la nostra concezione della grotta. Luana, Natale ormai è passato, però quali sono gli orari e soprattutto dove ci troviamo per dire a tutti i telespettatori come venire qui a visitare questo bellissimo presepe? Allora, il presepe è nella chiesa parrocchiale di Nervesa. Gli orari tutti i giorni dalle 8 di mattina fino alle 18, che è sempre aperta la chiesa. Naturalmente durante le messe magari rispettare un attimo gli orari. Quest'anno la domenica la messa non c'è alla sera, perciò è visitabile fino alle 6 di sera come nei giorni feriali. Quindi mi unisco a Luana per invitarvi qui a Nervesa a visitare il presepe. Noi ci vediamo la prossima volta, però vi facciamo gli auguri di un buon fine 2024 che ormai si sta avvicinando e di un prosperoso 2025, vero Luana? Tanti auguri a tutti naturalmente di un sereno fine anno e che sia un prosperoso nuovo anno. Bene, noi ci vediamo alla prossima puntata e vi ringraziamo. Buon Natale a tutti, buone feste.